Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Abbiamo sentito la reazione dei commensali di Simone il fariseo. Chi è costui che perdona anche i peccati? Gesù ha appena compiuto un gesto scandaloso. Una donna della città, conosciuta da tutti come una peccatrice, è entrata in casa di Simone, si è chinata ai piedi di Gesù e ha versato sui suoi piedi olio profumato. Tutti che erano lì a tavola mormorano: se Gesù è un profeta, non dovrebbe accettare gesti del genere da una donna come quella. Disprezzo. Quelle donne poverette che solo servivano per essere visitate di nascosto anche dai capi o per essere lapidate. Secondo la mentalità del tempo, tra il santo e il peccatore, tra il puro e l'impuro, la separazione doveva essere netta. Ma l'atteggiamento di Gesù è diverso. Fin dagli inizi del suo ministero di Galilea, egli avvicina i lebbrosi, gli indemoniati, tutti i malati e gli emarginati. Un comportamento del genere non era per nulla abituale, tant'è vero che questa simpatia di Gesù per gli esclusi, gli intoccabili, sarà una delle cose che più sconcerteranno i suoi contemporanei. Laddove c'è una persona che soffre, Gesù se ne fa carico e quella sofferenza diventa sua. Gesù non predica che la condizione di pena deve essere sopportata con eroismo, alla maniera dei filosofi stoici. Gesù condivide il dolore umano e quando lo incrocia, dal suo intimo corrompe quell'atteggiamento che caratterizza il cristianesimo, la misericordia. Gesù davanti al dolore umano sente misericordia. Il cuore di Gesù è misericordioso. Gesù prova compassione. Letteralmente Gesù sente fremere le sue viscere. Quante volte nei Vangeli incontriamo reazioni del genere? Il cuore di Cristo incarna e rivela il cuore di Dio, che laddove c'è un uomo o una donna che soffre, vuole la sua guarigione, la sua liberazione, la sua vita piena. È per questo che Gesù spalanca le braccia ai peccatori. Quanta gente perdura anche oggi in una vita sbagliata perché non trova nessuno disponibile a guardarlo o guardarla in modo diverso, con gli occhi, meglio con il cuore di Dio, cioè guardarli con speranza. Gesù invece vede una possibilità di risurrezione anche in chi ha accumulato tante scelte sbagliate. Gesù sempre lì, col cuore aperto, spalanca quella misericordia che ha nel cuore, perdona, abbraccia, capisce, si avvicina. E così è Gesù. A volte dimentichiamo che per Gesù
Non si è trattato di un amore facile a poco prezzo. I Vangeli registrano le prime reazioni negative nei confronti di Gesù, proprio quando lui perdonò i peccati di un uomo. Era un uomo che soffriva doppiamente perché non poteva camminare e perché si sentiva sbagliato. E Gesù capisce che il secondo dolore è più grande del primo, tanto che lo accoglie subito con un annuncio di rivelazione: figlio, ti sono perdonati i peccati. Libera quel senso di oppressione, di sentirsi sbagliato. E allora che alcuni scribi, quelli che si credono perfetti, io penso a tanti cattolici che si credono perfetti e disprezzano gli altri. È triste questo. Alcuni scribi lì presenti sono scandalizzati da quelle parole di Gesù che suonano come una bestemmia, perché solo Dio può perdonare i peccati. Noi che siamo abituati a sperimentare il perdono dei peccati, forse troppo a buon mercato, dovremo qualche volta ricordarci di quanto siamo costati all'amore di Dio. Ognuno di noi è costato abbastanza la vita di Gesù. Lui l'avrebbe dato per ognuno di noi solo. Gesù non va in croce perché sana i malati, perché predica la carità, perché proclama le beatitudini. Il Figlio di Dio va in croce soprattutto perché perdona i peccati, perché vuole la liberazione totale, definitiva del cuore dell'uomo, perché non accetta che l'essere umano consumi tutta la sua esistenza con questo tatuaggio incancellabile, con il pensiero di non poter essere accolto dal cuore misericordioso di Dio. E con questi sentimenti Gesù va incontro dei peccatori, dai quali tutti noi siamo dei primi. Così i peccatori sono perdonati. Non solamente vengono rasserenati a livello psicologico, il perdono ci rasserena tanto, perché liberati dal senso di colpa. Gesù fa molto di più, offre alle persone che hanno sbagliato la speranza di una vita nuova. Ma Signore, io sono uno straccio. Guarda avanti e ti faccio un cuore nuovo. Questa è la speranza che ci dà Gesù. Una vita segnata dall'amore. Matteo, il pubblicano, diventa apostolo di Cristo. Matteo, che è un traditore alla patria, è un sfruttatore della gente. Zaccheo, un ricco corrotto. Questo sicuramente aveva una laurea in tangente. E Zaccheo, ricco corrotto di Gerico, si trasforma in un benefattore dei poveri. La donna di Samaria, che ha avuto 5 mariti e ora convive con un altro, si sente promettere un'acqua viva che potrà sgorgare per sempre dentro di lei. E così cambia così il cuore Gesù. Fa così con tutti noi. Ci fa bene pensare che Dio non ha scelto come primo impasto per formare la sua Chiesa le persone che non sbagliavano mai. La Chiesa è un popolo di peccatori che sperimentano la misericordia e il perdono di Dio. Pietro ha capito più verità di se stesso al canto del gallo, piuttosto che dai suoi slanci di generosità che gli gonfiavano il petto
facendolo sentire superiore agli altri. Fratelli e sorelle, siamo tutti poveri peccatori, bisognosi della misericordia di Dio, che ha forza di trasformarci e ridarci speranza. E questo ogni giorno. E lo fa. E alla gente che ha capito questa verità basilare, Dio regala la missione più bella del mondo, vale a dire l'amore per i fratelli e le sorelle e l'annuncio di una misericordia che Lui non nega a nessuno. E questa è la nostra speranza. Andiamo avanti con questa fiducia nel perdono, nell'amore misericordioso di Gesù. Grazie.